Stava percorrendo via Noalesa, Quinto di Treviso, all'altezza di via Graziati, quando è stato colpito dall'auto che aveva dietro di sé. È ora ricoverato in gravi condizioni un ragazzino di 13 anni. In sella alla sua mountain bike verde lime, tornava da scuola percorrendo la via lungo la banchina in direzione Zero Branco. L'incidente intorno alle 13:20 in prossimità delle strisce pedonali. Forse una distrazione, una piccola sbandata, il ragazzino è stato colpito dalla Renault guidata da un 47enne del posto. Ha provato a inchiodare i segni della frenata ancora sull'asfalto, ma era troppo tardi. L'impatto al centro della corsia. Il ragazzino è stato prima colpito e poi sbalzato a pochi metri cadendo e sbattendo la testa. Noi siamo venuti qua dopo, però c'era un signore che ha sentito il tronco, è andato nella strada e c'era un ragazzo stava male, ha perso i sensi. Era un ragazzo tranquillo, era molto tranquillo. A scuola andava bene, poi abbiamo sentito, però. Un forte botto che ha allertato negozianti e residenti che si sono precipitati sulla strada deviando il traffico in attesa dei soccorsi. Il tredicenne, rimasto sulla strada, in un primo momento era incosciente. Un medico di passaggio lo ha aiutato e in poco tempo ha ripreso conoscenza, lamentandosi per le profonde ferite alla testa riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SUEMA 118 con ambulanze e automedica e hanno trasportato il tredicenne al Cafoncello. Arrivati anche i carabinieri della stazione di Zero Branco con il supporto del nucleo operativo di Treviso per la gestione della viabilità. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica della vicenda. Sotto esame il cellulare del ragazzo, da chiarire se lo stesse utilizzando al momento dell'impatto. Intanto il 47enne alla guida è stato condotto al comando per tutti gli accertamenti del caso.